ottima. Anche il presidente Obama è con te, tu che sei teutonicista, berlinista, neanche aziendale, perché questa non è neanche aziendale, non è un pandista, è uno che ha un mezzo, però è bello il carattere del teutonicista, è bello il carattere, va all'ingaggio, non lo molla, non molla la corsia di sorpasso, non molla il passo. E secondo te sto male? Avevamo un pandista all'andata, andiamo un teutonicista berlinista, non è anche possibile che sia aziendalista, perché questa non è aziendale. Abbassi il volume magari che è meglio, se no mi scono. Non è aziendale, è bella la traiettoria, è bella, abbiamo un Fremont che ci fa un pochettino i fari e noi ci attacchiamo a lui, molliamo come delle merde il BMWista con il finestrino abbassato e ci attacchiamo a Fremont, perché la verità è che sull'Aurelia se devi andare alla P860 te devi attaccare al prodotto italico. È bella la traiettoria a discapito della Smart a Fremont, ma chi te molla? Ma chi me leva dalla testa che tu non c'hai il pandino? Ma chi me leva? È mito, è ingaggio, volevo il 599, lo volevo nero, ma solo il faro, solo il colore. Alla P860 ci vai solo se è la Fremont, alla P860 sull'Aurelia ci vai solo se c'è l'italico. Ma chi te molla? Ma Valiolo quanto mesi? Perché come pandista forse sei la stessa persona. Fermalo te, se ci sta il posto del Blaus, fermalo te. È bella la traiettoria, è bello il carattere, è anche bella la giornata, è panna montata là dietro. E allora sì, si torna nella capitale e poi se ne torniamo al mare. Ma viva la vita, non mi mollare! Cosa vai a fare a Montalto di Castro? È un posto di merda a Montalto di Castro, lo vedi che mi mollate sempre. E questo Xara manca al 70 va, questo va sotto il limite. Vabbè, stiamo tutti in regola, andiamo avanti, viva la vita, bella per te.